Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Ancella Natalia, perché per ora stai facendo scuola guida, quindi sei l'ancella della Castellana Sveva. Poi quando entrerai in servizio pure tu sarai castellana anche tu, quindi sei una castellana in waiting, in attesa. Ma buonasera a entrambe, bentrovate, buon lavoro e soprattutto amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 979 di oggi, martedì 15 di aprile dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perderete un bellissimo giornale online dove dentro ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin, le videopillole, molta altra bella robetta ancora. 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando lo dirò io per avere il telefono libero e poter intervenire. Avete ascoltato il nostro disco start direttamente dal 1976, Andrea True Connection, More. E noi vogliamo infatti qualcosa di più. Che cosa? Ma il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi, ça va sans dire, sempre implacabile. Per cui ragazze, se siete pronte, andate pure. Nella colpevole indifferenza dei quotidiani, ma non di Italia Oggi che ha subito riportato la notizia, questa settimana si sono verificati due clamorosi capitomboli in televisione. Carlo Conti,
appena reduce dal grandissimo successo avuto nella conduzione del Festival di Sanremo, ha infatti dovuto chiudere in fretta e furia il suo ultimo show dal titolo Ne vedremo delle belle, e questo per l'assoluta modestia degli ascolti. Infatti 4 milioni di spettatori, dopo pochi minuti di ascolto, hanno abbandonato la trasmissione perché delusi del prodotto. Anche un'altra star della televisione, Gerry Scotti, è stato travolto dall'insuccesso. La sua trasmissione dal titolo Lo Show dei Record, che non è evidentemente riuscito a mantenere le promesse del suo titolo. Infatti Scotti ha fatto scendere l'audience di domenica sera su Canale 5 al minimo storico di solo 1,6 milioni di spettatori, facendosi superare addirittura dalla 9. Insomma, anche i grandi conduttori e i grandi canali non garantiscono più niente. Tutti oggi navigano a vista. Pure a San Giusto che era giusto mancava un dito, dicono in Sicilia, quindi come potete vedere anche i grandi tenori, padreterni e signori dei salotti televisivi possono benissimo prendere una stecca nelle cose più normali dell'esistenza. Diamo un'occhiata intanto alle agenzie, e grazie come sempre anche a Pierluigi Magnaschi. Alle 18:22 minuti e 7 secondi, tra un po' avremo il Qui Parlamento, l'ANSA, la guerra dei dazi, gli USA respingono la proposta UE su zero dazi all'industria, era stata presentata a Washington dal commissario europeo Maros Sefcovic. Ancora il viaggio a Washington, Meloni, faremo del nostro meglio, sono consapevole di cosa rappresento e difendo. Medio Oriente, la BBC, Hamas ha respinto la proposta israeliana di accordo. Infine l'Ucraina, gli USA non avrebbero firmato la condanna del G7 su Sumi. 3 giorni poi il meteo, 3 giorni di nubifragi, allerta meteo su mezza Italia, colpiti soprattutto nord e parte del centro. Lo studio americano, tax solo se necessario, l'abuso può aumentare il rischio tumori. Resta un test fondamentale, mette in guardia l'esperta. Andiamo a dare anche un'occhiatina alla BBC, appunto. La BBC apre invece con una storia che vi avevamo raccontato, cioè dopo avergli congelato 2 miliardi di fondi, Trump adesso vuole togliere anche l'esenzione fiscale all'Università di Harvard. Perché? Perché è un'università pro-Pal dove si fa indottrinamento pro-Pal e dove gli ebrei vengono discriminati. Vi ricordate quando abbiamo avuto Shabbos Kestenbaum che aveva denunciato questa cosa, ancora c'era Biden al potere, quando aveva denunciato questa cosa, e torneremo a sentirlo presto. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, io voglio salutare l'onorevole Rossano Sasso che ritrovo stasera, e peraltro dopo aver letto questa apertura della BBC appunto sul fatto che Trump non solo ha tolto i soldi all'Università di Harvard, ma gli vuole togliere pure l'esenzione per l'esenzione fiscale per quanto riguarda l'atteggiamento dell'università, mi viene da pensare che mentre in America si occupano delle cose più importanti, nelle nostre scuole invece ogni tanto succedono delle cose un pochettino più strane, un pochettino più opinabili, tipo ad esempio la notizia di questa mattina. So già che lei diciamo ha avuto modo di dire la sua, il libro dove si spiega che ci sono due papà che vanno a comprare l'ovulo in America e ci sono delle donne che poi vengono pagate per far nascere il bambino con due papà. Per favore, dica qualcosa lei, per favore, perché io se no comincio a urlare. Prego. Buonasera e ben trovato intanto. Sì, buonasera. Ha urlato Niente, pure lei quando ha letto sta cosa. Siamo alle solite, nel senso che ho ricevuto questa segnalazione da parte di una mamma di una scuola piemontese in provincia di Asti, in cui si distribuisce questo opuscolo che parla non semplicemente di due papà,
un libro ovviamente fatto in maniera accattivante, con i fumetti, destinato a bambini di prima e seconda elementare, quindi parliamo di bambini di 6-7 anni, in cui si parla evidentemente dell'amore tra due uomini o dell'amore tra due donne che però sono disperati perché non possono avere figli. In questo libro si confessa che il bambino può nascere solo dall'unione tra un maschio e una femmina, però queste coppie stanno bene, economicamente possono andare in America, chiedere un ovino, cito testualmente il libro, mischiarlo con un semino e avere in dono, che poi in realtà sappiamo che non è un dono ma costa profumatamente, portare avanti una gravidanza per 9 mesi da una gentile signora ed avere un figlio. E quindi il libro, che si chiama Perché ho due papà, viene distribuito anche nelle scuole italiane, soprattutto nelle scuole italiane. In realtà è un libro che io già conoscevo perché già da qualche mese mi era arrivata qualche segnalazione, ma evidentemente sta divampando l'utilizzo. Ovviamente quando l'ho saputo la prima cosa che ho fatto è informare le autorità competenti, perché al netto del fatto che chi mi ha fatto questa segnalazione è una mamma ed un papà di cui ovviamente devo mantenere l'anonimato per in qualche modo tutelarne anche il figlio. Ma il problema è che, al di là del fatto che adesso l'utero in affitto è un reato universale, quindi in qualche modo questo opuscolo veicola anche, mi verrebbe da dire, fa quasi apologia di reato, anche se dato alle stampe in un periodo precedente, ma il punto è sempre lo stesso. Per quale diavolo di motivo un esperto esterno deve poter entrare in una prima elementare, quindi invitato da qualche maestro, da qualche dirigente scolastico ideologizzato, e fare propaganda gender a bambini di 6 anni? Perché al netto di tutto, è di questo che parliamo, per questo motivo io ho rivendicato sia in aula nei giorni scorsi, sia dal punto di vista della comunicazione social e sui giornali, che il governo acceleri nel realizzare quanto la Lega chiede da mesi, sia con una risoluzione che è già stata approvata in Commissione Cultura, sia con una proposta di legge. Noi siamo per la libertà di scelta educativa delle famiglie, ma vogliamo che ci sia il consenso informato obbligatorio e soprattutto che certi temi non vengano affrontati in prima elementare. Questi attivisti, se ritengono utile questo tipo di propaganda, se la facciano nelle loro sedi di partito, nelle loro associazioni, a casa loro, e vediamo quanti genitori sono disposti a mandarci i propri figli. Ma veramente parliamo di bambini di 6-7 anni, quindi qui siamo al di là di ogni concezione pedagogica, morale, è assolutamente intollerante. No, sa qual è il fatto? È che non si riconosce più un'innocenza ai bambini di quell'età. Perché andare lì con la cosa che gli devono spiegare il seme, l'uovo e tutta la roba dei due papà e distruggere la loro innocenza. Sì, purtroppo è così, non è il primo caso, non sarà l'ultimo. La Lega c'è, risponde sul campo, colpo su colpo, però adesso chiediamo al resto della maggioranza di seguirci su questa strada e di cercare di andare fino in fondo. Le famiglie continuino a fare le famiglie, i genitori controllino quello che accade a scuola ai propri figli, soprattutto a quelli più piccoli, e quando portano a casa qualche opuscolo, qualche libro, un controllo in più non guasterebbe. Ecco, questo mi sembra abbastanza chiaro, onorevole. Senta, e poi questa settimana abbiamo avuto la decisione della Corte di Cassazione, non vorrei sbagliarmi, bisogna reintrodurre genitore 1 e genitore 2 nei documenti di identità perché sennò è discriminatorio. Mi viene in mente Il follemente corretto, il libro del sociologo Luca Ricolfi. Insomma, alla fine della fiera succede che sostanzialmente per far contenta una strettissima minoranza facciamo danno alla maggioranza. E che senso ha? Che la maggioranza si deve far sentire. Matteo Salvini, da ministro dell'Interno, nel 2019 cambiò la normativa con un proprio decreto, inserendo i termini madre e padre sui documenti che riguardavano i minori. Una coppia gay fece ricorso, quindi diciamo che al momento il provvedimento riguarda solo una coppia, ma
trattandosi di una sentenza della Cassazione, temo possa fare giurisprudenza ed essere estesa anche a tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, me ne viene da pensare subito uno, che è quello della scuola. È il punto che è una decisione totalmente sconnessa con la realtà, perché come ha detto lei, giustamente si tiene conto del desiderio di una sparuta minoranza, perché anche all'interno della stessa comunità LGBT non la pensano tutti in un modo. Questa è l'ala più radicale ed estremista di sinistra della comunità gay, che vuole Sì. imporre la propria visione nelle scuole, nella giustizia, in tutti i settori della vita pubblica, e c'è la parte sana invece, che è quella che definirei più conservatrice, che ovviamente non si sognerebbe mai di voler imporre al mondo. Io sono dell'avviso che chiunque è libero di amare chi voglia, sono dell'avviso che chi discrimina per l'orientamento sessuale sbaglia, ma sono anche dell'avviso che non ne possiamo più di questo voler imporre a tutti i costi la propria visione ideologica, e mi dispiace che la sinistra, cioè il PD e il Movimento 5 Stelle e anche AVS, sponsorizzino queste battaglie che rappresentano i capricci di pochi, i desideri di pochi contro i diritti dei tanti. E credo non ci sia di meglio da aggiungere. Onorevole, io devo chiudere, ma la ringrazio del suo tempo e al piacere di Grazie a risentirci voi. presto. Grazie. Grazie, a presto. Sigla e poi New Guinea con Gelby del 2022. A tra poco. Qui Parlamento. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 18:35 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 979 di Zoom. Avete ascoltato dall'album Bar Mediterraneo del 2022 dei New Guinea Gelbi. Gelbi è cantata ovviamente è cantata da Marzouk Mejiri, che è un cantante tunisino che vive in Italia da ormai una ventina d'anni, e il testo della canzone ovviamente Gelbi è la notte, e tormenta la notte, tormenta il mio cuore, la notte esalta il mio cuore si scioglie quando è notte, ci sono fuochi che bruciano dentro di me e non si spengono mai. Bellissima canzone, ma la usiamo per introdurre un altro tema. Allora, oggi sapete che c'è stato lo spoglio delle elezioni in quel di Monfalcone, e sapete che c'è stata una vittoria, gli americani direbbero landslide victory, una vittoria a valanga, perché Luca Fasan, il neo sindaco di Monfalcone, al quale facciamo i nostri migliori complimenti e auguri, ha vinto con il 70% dei suffragi, circa 8.500 voti su 10.000 elettori. C'era però un partito che aveva suscitato non poche polemiche durante la campagna elettorale, che si presentava come partito islamico o islamista. Suad Sbai, che come sapete è marocchina, è islamica, moderata, ma è anche cittadina italiana, è italo-marocchina perché ormai vive in Italia dal 1981, quindi ampiamente naturalizzata. La nostra Suad, che segue con attenzione questi fenomeni, oggi pomeriggio ha chiacchierato un pochettino con me, e diciamo che questa sonora sconfitta di questo partito da un lato la solleva, ma dall'altro un pochettino la mette, diciamo così, ulteriormente in tensione. Scoprite perché, sentite che cosa mi ha detto. Ragazzi, andate pure. Allora, questa sera è tornata a trovarci Suad Sbai, che come sapete è responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione per la Lega. Allora, cara Suad, noi ci incontriamo qualche ora dopo la notizia del giorno per quanto riguarda la politica italiana. Alle elezioni per dare un successore ad Anna Cisinta, sindaco di Monfalcone, il centrodestra ha stravinto con il 70% di preferenze, più di 8.500 voti per Luca Fasan, e questo partito, che si era presentato come partito per un Islam italiano, partito di islamisti, addirittura nei giorni precedenti le elezioni abbiamo letto servizi e articoli nei quali si diceva vabbè, gli italiani non vogliono che andiamo in giro col burka, chi se ne frega. Agli italiani frega e come, perché alla fine questi hanno preso solo 339 voti, praticamente si sono votati tra sé. E allora, da un lato, credo che la notizia sia positiva, cioè l'Italia mantiene nelle sue, come potremmo dire, nel suo tessuto sociale, mantiene una propria identità e non vuole un'islamizzazione. Questo malgrado i preti sociali di Monfalcone che avevano tirato contro la Cisint, questo malgrado le manifestazioni di piazza, eccetera, eccetera, contro il centrodestra a Monfalcone e così via. La verità è che la gente, quando poi va a votare, dice no, io voglio vivere all'occidentale, nel bene e nel male, con i miei diritti, le mie libertà, i miei doveri, non voglio gente col burka, non voglio donne sottomesse, non voglio la Sharia che venga applicata nelle strade del mio paese. E allora, va tutto bene o manca qualcosa al quadro che ho fatto? No, non manca niente, al quadro è perfetto. Io posso solo aggiungere che insomma, posso dire che è stata una vittoria schiacciante comunque per il candidato della Lega, che ha battuto intanto diciamo l'avversario, il primo avversario che è quello del Partito Democratico, che diciamo questa è la prima
la prima vittoria. Poi ha subito anche una sconfitta, diciamo, significativa. Ma un pochino ce l'aspettavamo, ma la paura c'era, del partito cosiddetto islamico, che è una che io non avrei mai immaginato di fare un'intervista come quella anche di oggi, diciamo, e discutere magari di un partito islamico in Italia. Avrei pensato tra qualche secolo, tra forse, se non ci mettiamo lì a lavorare su questa questione. E io penso che è un precedente grave, che per quanto abbiamo vinto non bisogna, ecco, perdere, insomma, la linea, cioè perdere comunque il motivo anche di questo partito cosiddetto islamico, islamista, che è anomalo, perché non si presentano i partiti islamici neanche in paesi arabi, e mi viene da ridere. Nello stesso tempo, con rammarico, dico, si presentano nel nostro paese, però possiamo dire che insomma anche questa volta abbiamo rallentato il loro processo. Io insomma ho denunciato questo cosiddetto partito alla procura, abbiamo scritto, ci siamo mossi tantissimo affinché, no, che i monfalconesi andassero a votare in massa, e questo devo dire è successo e siamo molto, molto, molto felici di questo, però nello stesso tempo il problema è lì, che non va coperto con un tappetino, insomma, questo problema esiste, un problema di una radicalizzazione non solo a Monfalcone, ma in vari paesi diciamo d'Italia, che va fermata totalmente, perché insomma non è un progetto di un partito come qualcuno di sinistra, o qualcuno anche dei vari qualche prete, insomma, vuole farci capire che è un diritto, è un diritto, no, non è un diritto, non è così. Bisogna fargli capire che non è un diritto richiudere le donne, non è un diritto la poligamia, non è diritto chi non dà la libertà religiosa, non è un diritto alle matrimoni diciamo forzati, con minori combinati. o forzati, non è un diritto portare un burqa o un niqab forzato, non è un bel diritto, un bel niente. Assolutamente un bel niente. Bisogna essere molto chiari in questo, non essere né ambigui, perché io ho sentito di tutto di più. Gente anche dire ma la nostra Costituzione lo permette, la Costituzione permette un partito normale, la Costituzione non permette a un partito che diventa diciamo un Afghanistan 2 o anche insomma Iran, questo non lo permette, per questo bisogna stare molto attenti a parlare, perché li vedo questi giorni, no, esprimersi, va bene, ci mancherebbe, ma dobbiamo stare molto attenti, perché questo intanto deve essere fuori legge, e noi dobbiamo da oggi in poi continuare a lavorare su questo fatto qua, che mettere fuori legge questo partito qua. Un conto, un partito dove, ok, plurale, dove ci sono tante persone, ma non si fa riferimento all'islamismo radicale. Questo veramente è una follia pura, cioè anche sentendo anche esperti di Islam hanno anche il terrore comunque anche di avvicinarsi a una certa sinistra che ormai
ha portato il paese a questa condizione, ma non solo in Italia, basta andare a vedere in Belgio, basta vedere in Francia, basta andare a vedere in Inghilterra, dove ci sono già tribunali ciaretici, oppure in Francia, dove ci sono già dei paesini dove non si può entrare, un infedele, come dicono loro, non può entrare in quella cittadina. È questo che dobbiamo da domani lavorare, ma con la legge, lavorare affinché questo cosiddetto partito islamista venga messo subito fuori legge, che non venga in mente a qualcun altro copiare questa idea folle, veramente folle. Suad, a proposito dell'idea del partito, due cose. La prima, tu mi dicevi prima di cominciare questa nostra conversazione, insomma, che avevi temuto un potenziale exploit di questa realtà a Monfalcone, exploit che non c'è stato. Prima domanda, che cosa ti metteva paura o comunque ti faceva temere in un risultato simile? La seconda domanda è questa. Con l'amico Federico Iarlori, che è uno scrittore che vive a Strasburgo, la settimana scorsa lui diceva una cosa del genere in questo faccia a faccia che abbiamo avuto. Dice: io sono un uomo di sinistra, ma in Francia non posso più votare la sinistra perché la sinistra per me deve essere laica e invece sta facendo di tutto per ancorarsi all'islamismo. Ecco, abbiamo sto rischio anche in Italia? Rientra nel discorso che stiamo facendo noi? Prego. Ma guarda, io ho espresso il mio timore, perché conoscendo questo mondo, no, diciamo islamista, della fratellanza musulmana, mi potevo aspettare di tutto, perché basta vedere nella festa dell'Eid come erano tutti organizzati a andare in giro per le piazze, tutti organizzati, tanta gente, che tanta gente non era, e finanziata bene dall'estero, finanziata bene dal Qatar. Una paura ce l'ho sempre quando si tratta di questi personaggi, perché abbiamo, ecco, la storia ci insegna paesi come erano, per dire, l'Iran prima, con Farah Diba e lo Shah, come erano e come sono diventati, oppure il stesso Afghanistan, come dicevo prima, o come altri paesi, anche come il Bangladesh, che oggi, ecco, la maggioranza a Monfalcone. C'è sempre il timore più che altro anche degli italiani che andavano a votare, c'era anche questo timore, perché cioè, l'abbiamo un po' incoraggiati, sì, c'è stato, però secondo me bisogna, non dobbiamo arrivare con questa ansia fino all'ultimo. Se a me già a me viene un'ansia del genere, beh, è tanto, Sì. perché conosco questo mondo, conosco so dove vogliono arrivare, so come sono organizzati, so che oggi questo tizio non ha avuto tanto spazio, tanti voti, però qualcuno si avvicinerà a questa persona e sarà sempre più organizzato la prossima volta, e che bisogna tagliare la testa al serpente, come si dice, cioè proprio subito, è quella di non avere un partito del genere, perché non abbiamo visto un programma. Cosa intende con islamico? Perché non mi sembra che qualche paese abbia fatto riforme, no? Nell'Islam, nel Corano, nella Sharia, così tale, no, da dare il diritto d'uguaglianza alle donne, o abolito la poligamia totalmente, a parte, ecco, possiamo dire un paese, ha abolito totalmente la poligamia, oppure pure dare tutti i diritti, no, anche della libertà religiosa e libertà di espressione, perché si muore. Se cambi religione in questi paesi muori. Sì. Se ti esprime in modo non esatto, come sto sicuramente facendo adesso, si muore.
come una bambina data sposa a 9 anni, a 10 anni, è una follia, è una follia, una poligamia di sposare. Capisco che qualche italiano gli piace l'idea di avere no, 4 mogli, però bisogna anche andare a studiare bene poligamia fatta in modo così selvaggio da questi islamisti, senza io li chiamo ignoranti, perché è di islamismo ignorante, molto ignorante, perché un musulmano, diciamo, che ha studiato l'Islam non avrebbe mai aperto un partito islamico in Italia, ecco. Però questo apre comunque, dovrebbe aprire un dibattito onesto. La sinistra adesso è ferita e allora pensava di andare in ballottaggio, ma noi quello non volevamo, si arrivava proprio al ballottaggio e la sinistra comunque si alleava con questo partito. Io ci metto la mano sul fuoco su questo, perché frega tutto meno di guardare a queste questioni. Perciò da domani, ripeto, da domani dobbiamo essere molto vigili, dobbiamo anche cominciare a denunciare tutti quanti questa questione, insomma portarla anche alla Camera, al Senato, discuterla anche nel pieno proprio Parlamento e cominciare a preparare qualche proposta di legge chiara, perché qui è un partito, però come dicevi tu prima, del tuo amico di sinistra, e io lo comprendo, perché anch'io ho tanti amici in Francia, in Belgio, di sinistra, ma non votano più sinistra, perché per questo motivo, o anche i Verdi, non solo la sinistra, ma anche i partiti verdi, che si dicono partito verde, anche quelli aprono le porte a gruppi estremisti, perché sono senza pudore, alla fine non gli importa niente della gente, non gli importa niente della popolazione, non capiscono che andando verso quella linea lì vuol dire annullarsi totalmente, annullare i diritti, la democrazia, che la gente è morta per questa libertà e democrazia che uno ha raggiunto, e invece torniamo al medioevo totale, sì. Il medioevo. Sono contenta che qualche immigrato all'ultimo, anche dei bangladesini, cioè alla fine ha avuto no, ti dico sinceramente il perché no, non ha votato, è perché quello è africano, non era del Bangladesh. E questa ma è la è nostra razzismo fortuna. questo, scusa. Sì, è vero, è così, è la nostra, diciamo, fortuna nell'insieme. Se era un Bangladesh, forse sarebbero andati tutti a votare, ma siccome è africano, ma ti pare che noi ci facciamo governare da un africano? Io l'ho sentito con i miei orecchi, cioè, ma no, io non vado a votare, io non vado. Io non Mamma faccio mia. governare da un africano, e se era un marocchino era la stessa cosa. Perciò abbiamo questa fortuna che uno non voterà mai l'altro, non c'è questa unità ancora, però nel futuro, ecco, la mia paura non è tutto scontato. Per ora c'è questo pensiero, ma il futuro bisogna essere molto molto cauti. Io vorrei veramente aprire subito anche un tavolo di discussione anche all'interno del Dipartimento, tutti insieme, per portare veramente questo tema non solo a Monfalcone, non solo ma in tutta Italia, perché smettiamola, ecco, cominciamo a pensare in una politica anche seria, cioè se noi oggi facciamo entrare l'islamico, diciamo, ma quale Islam poi? Attenti, perché domani si sveglierà un altro partito che dice io non sono sunnita, io sono sciita, o si sveglierà un altro ancora e dire io non sono né sciita né sunnita, io sono hanbalita, che la butto così, cioè è così piano piano, se non mettiamo veramente
i punti sui veri, proprio messi proprio chiari, il rischio non per noi, però per la futura generazione è terribile, è terribile. E poi anche sulle donne. Se io non posso dare una cittadinanza a un uomo che mi viene da solo, cioè bisogna avere sempre la presenza della moglie, perché anche la moglie deve essere d'accordo a dare la cittadinanza al marito. Bisogna anche in questo lavorare tantissimo, perché se dà la cittadinanza solo agli uomini, perché la maggior parte vanno da soli, la vanno a prendere anche di nascosto, bisogna là lavorare sulle donne. Come mai non si presentano per la cittadinanza e non si presentano anche nelle scuole per imparare un pochino, un po' di lingua, un po' anche per esprimersi, per difendersi, per denunciare anche i maltrattamenti che esistono all'interno. Poi le grosse società devono contribuire a questa integrazione. Io posso avere una società che sì, lavorano tutti là dentro, però tanto do lo stipendio, lo do alle varie cooperative e non so quelli che mi vengono poi a vivere e abitare nel paese. Questo è l'errore. Anche le società bisogna mettersi a tavolino con loro e devono anche loro investire sull'integrazione dei lavoratori, se no la società la prendono, la portano in Bangladesh e la fanno in Bangladesh come manodopera e non possono trasferire una popolazione qui che non ha voglia di integrarsi. Questo è 1000%, non c'è proprio voglia di integrarsi, non c'è proprio. Certo, le seconde piccole generazioni andranno a scuola, saranno più diciamo integrati, ma questa generazione pensa a tutto meno di parlare di integrarsi, che poi uno parla integrarsi, non so, come se uno li vuole assimilare. Integrarsi vuol dire rispettare le regole. 5 regole, 6 regole vanno rispettate. E la prima regola, altro che partito islamista o islamico. Io, insomma, bene o male, ho denunciato, cioè, come ho fatto io alla procura, bisogna farlo in tanti e denunciare questi fatti che diventano proprio, entrano nel palazzo, perché sennò qui diventa un'anarchia totale, che ognuno entra e si presenta e fa il partito. Cioè è una follia totale, anche se questo personaggio sicuramente interessava entrare lui, fare il consigliere comunale e poi il resto ma l'hanno capito, per fortuna anche chi doveva andare a votarlo l'ha capito e sono andati meno di un quarto. Esatto, esattamente. Senti Suad, ma in sostanza come si fa a uscire o a evitare un rischio simile? Com'è, scusi? Come Scusa? come si fa a evitare il rischio di una islamizzazione strisciante della politica? Perché questo ci vuol dire la storia di Monfalcone. Intanto studiare il fenomeno, che qui non bisogna, ecco, presentarsi, insomma, ignorando anche il fenomeno, bisogna studiarlo bene, capire che sono e che progetto hanno. E qui insomma, è ben dettagliato, basta prendere qualche testo e ben dettagliato, vedere qual è il progetto della Fratellanza Musulmana. I Fratelli Musulmani hanno un progetto ampio, ma molto lento e pensano anche tra 50 anni. Tanto questa la prima pietra l'hanno messa, Sì. Attenti, la prima pietra l'hanno messa e adesso bisogna avere la forza e tanto coraggio di prendere questa pietra e spostarla in tutta l'altra direzione, perché è inaccettabile, ma inaccettabile che un paese, ecco l'Italia poi, l'Italia, cioè, entri un gruppo
dei fanatici, perché poi di fanatici si parla, cioè proprio, e poi comunque io sono, vorrei anche intervenire anche, per carità, il diritto il diritto a pregare, il diritto sacrosanto, ma che cosa? Pregare cosa? Chi sono i responsabili? Chi è l'imam che porta alla preghiera? Chi sono i finanziatori? Da dove arrivano i finanziamenti esteri? Bisogna controllare tutta questa roba e cominciare a essere chiari. Guardi, la sinistra, lo dico anche a una certa basta, svegli, cioè tanto perderete ovunque, perché non è con quel buonismo finto e anche molto falso dell'inclusione, mi sembra un po' tutta l'intelligenza artificiale, già scusate, rincoglionita, non dico mai cose fuori del posto, ma oggi ci sta, ormai sono tutti in quella linea. No, ragazzi, fermi, fermi. Cominciamo a ragionare, questo paese bisogna lasciarlo ai figli, ai nipoti, al futuro, proprio future generazioni, e bisogna lasciarlo non con un'occupazione ottomana o estremista, radicale, jihadista, ma lasciarlo in mano a gente che veramente porta avanti un progetto serio, progetto anche vero, anche di tutto, nella scuola, la sanità, insomma bisogna anche avvicinarsi alla popolazione tutta, bisogna avvicinarsi, bisogna parlare, bisogna discutere, bisogna anche convincere quelli che hanno avuto quest'idea di rinunciare a quest'idea, perché i loro diritti comunque saranno rispettati da chi governerà. Questo deve essere chiaro, perché una guerra civile all'interno è un errore anche quello, però bisogna anche imparare dagli altri paesi dove avanza questo estremismo radicale, avanza anche il deserto. E meglio non si poteva dire. Grazie Suad. Grazie a voi, grazie a te. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Antonino, di nuovo a te la linea. Stavolta però sei sveva. Sono proprio io. Ben trovata. Allora, alle 19, 6 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 979 di Zoom. Voglio leggervi questa notizia, ahimè, che arriva dall'ANSA. Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza a Bustarsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante che ha avvisato il 112 e quando gli agenti di una pattuglia della polizia locale sono arrivati sul posto, in un'area dismessa dietro la stazione ferroviaria, il 21enne, ora in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida, stava ancora usando violenza alla vittima. In ospedale i medici hanno stabilito per la 14enne di nazionalità peruviana 50 giorni di prognosi. Online il 21enne si era mostrato gentile, la 14enne aveva accettato di incontrarlo di persona. L'appuntamento ieri pomeriggio, insieme hanno fatto una passeggiata, poi il giovane l'ha portato in un'area dismessa in via Vercelli. Lì sono cominciati gli abusi. Il 21enne, residente a Rozzano in provincia di Milano, ha continuato a essere aggressivo anche con gli agenti arrivati sul posto ed è stato portato in carcere a disposizione del GIP. C'è una dichiarazione della nostra Laura Ravetto. Massimo della pena per il 21enne di origini nordafricane arrestato a Bustarsizio per violenza sessuale aggravata su una 14enne adescata su internet. È ora di finirla col finto femminismo di sinistra e affrontare il problema di un retaggio culturale che non appartiene all'Occidente. C'è ancora qualcuno che ha il coraggio di parlare di ius soli? Così in una nota la deputata Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Mentre aspettiamo di entrare in comunicazione con l'avvocato Claudio De Filippi, perché sapete che è martedì è tempo di in attesa di giustizia, diamo anche un'occhiata alla DN Kronos, l'apertura, dazi Meloni su missione USA da Trump, faremo il nostro meglio. In corso vertice di governo a Palazzo Chigi sulla trasferta americana. Giovedì la Presidente del Consiglio andrà a Washington, dove incontrerà Donald Trump. Vedremo come andrà. Dazi, portavoce UE, con gli USA non è dialogo tra sordi, Trump attacca la Cina, vuole fregarci. Ancora l'Ucraina, gli USA non sostengono la condanna G7 a strage Sumi, Kiev caccia governatore. Fonti diplomatiche spiegano che gli USA si sono rifiutati di sostenere una bozza di dichiarazione sull'attacco per mantenere aperto uno spazio negoziale con Mosca. Rutte a sorpresa a Odessa. Gaza, Hamas rifiuta la proposta di Israele su tregua e ostaggi, no al disarmo. Il gruppo sciita perde intanto i contatti con i carcerieri dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. Netanyahu visita il nord della striscia. C'è anche qui la notizia, ahimè, di Busto, picchiata e violentata a 14 anni a ragazzo conosciuto sui social, arrestato 21enne. E poi ancora Bologna, tra l'altro l'aggressione si è consumata ieri sera in un'area dismessa dietro la stazione di Bustarsizio. Bologna, esplosione alla Toyota, 12 indagati, tra cui il manager Candiani. Nell'incidente del 23 ottobre del 24 ci furono 2 morti e 11 feriti. Piacenza, disordini in carcere, agenti di rinforzo da altre città. Questa è una notizia che è stata battuta nel pomeriggio. L'ultimo aggiornamento a DN Kronos è delle 16:18. Piacenza, disordini in carcere, agenti in rinforzo da altre città, alcuni detenuti hanno incendiato i materassi e si sono barricati. Disordini oggi nel carcere di Piacenza, dove alcuni detenuti hanno incendiato i materassi e si sono barricati. Lo riferisce il sindacato SAP, spiegando che si è reso necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. Per riportare la situazione alla normalità sono stati chiamati gruppi di agenti da altre province a supporto degli agenti di Piacenza, dove erano stati richiamati anche quelli liberi dal servizio. Chiediamo l'immediato allontanamento di tutti i detenuti che si sono resi responsabili dei disordini, affermano Giovan Battista Durante, segretario generale aggiunto SAP, e Francesco Campobasso, segretario nazionale,
e l'applicazione delle misure di rigore di cui all'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario. Il nostro plauso e ringraziamento va a tutti i colleghi intervenuti, i quali con grande professionalità hanno evitato conseguenze peggiori. L'azione è stata perfetta, tanto che non ci sono stati feriti tra i colleghi e gli stessi detenuti. C'è molto da riflettere quando succedono queste cose in carcere, perché vi ricordate che anche durante il Covid c'era stata, però non era stato solo a Piacenza o a Piacenza, era stata invece in tutta Italia la rivolta, dicevo, la rivolta nelle carceri. Allora, andiamo a vedere un po'. Ecco, una piccola cosa a proposito, certe volte si è divini quando si scende nella vasca in piscina, però bisogna curare un pochettino il latino quando si vuole essere dei divini. Sempre l'ADN Cronos, Federica Pellegrini, il caso Sinner, nuovo capitolo. Le parole dell'ex nuotatrice sulla squalifica del tennista azzurro continuano a far discutere, con l'Olimpionica che ha intrapreso una serie di discussioni social con i tanti utenti che la stanno criticando sui suoi profili ufficiali. Tra le richieste di scuse pubbliche e accuse di malafede, l'Olimpionica si sta difendendo rispondendo a tutti o quasi, ma cadendo anche in qualche gaffe. In risposta all'ennesimo commento che la invitava ad ammettere l'erroneità sostanziale delle sue dichiarazioni, Pellegrini ha risposto: non si può paragonare un'intervista data a voce in 20 minuti con solo una domanda su questo caso con un editoriale fatto ad hoc, solo che è scritto ad spazio OK. Federica, ad spazio OK, ad ok, non ad hoc. Oddio santo, Federica, e meno male che si divina. Ed è stato proprio l'uso errato dell'espressione ad hoc a generare oddio mio, mi si è inceppata terza quarta, vedete? Ogni tanto capita con i rinvii lunghi. Dell'espressione ad hoc a generare l'ilarità e le prese in giro del web. La Divina, infatti, ha sbagliato a scrivere ad hoc, che si scrive ad spazio HOC, che vorrebbe dire a tale scopo. Questo vuol dire ad hoc, locuzione latina usata per indicare un'azione fatta appositamente per uno scopo preciso. Anche in questo caso, però, Pellegrini non ha voluto fare alcun passo indietro, rispondendo a tono ai tanti utenti che le facevano notare l'errore. E se io non lo volevo dire in latino, una difesa decisamente debole che ha acceso ancora di più gli animi. No, Federico, non lo stavi dicendo in latino, stavi solo esprimendoti da ciuccia, e questo è il punto. Non esiste un equivalente, non c'è niente, Federica, ahimè, per quanto tu divina sia, non sei esente dal rispetto delle forme della lingua italiana e dall'uso di determinate locuzioni del latino, o se possiamo usare le parole di Leonardo Sciascia, la levigata assolutezza dei modi di dire del latino. Si scrive ad spazio HOC, non c'è equivalente in altre lingue, quindi ogni tanto dire scusate, ho sbagliato, ho scritto una cazzata, finisce lì e siamo tutti contenti. Vabbè, comunque, cosa ha detto lei su Sinner? Scrive ancora l'ADN Cronos. Tutto è nato dall'intervista alla Repubblica in cui Pellegrini parlava del caso doping di Sinner. Giusto difendere Yannick, ma è stato trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi, perché tanti hanno pagato una negligenza nell'uso di un farmaco, è giusto perché il doping si combatte così, ha detto l'Olimpionica. Yannick è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi, ha detto Pellegrini. Non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa in competizione durante tutto l'anno. Bisognerebbe spiegare questa cosa per spiegare il caso Sinner. Gli atleti vivono con un pensiero costante, quello di dover fornire un'ora di slot di reperibilità ogni giorno della vita, anche quando sono in vacanza, per consentire all'antidoping di andarli a trovare ovunque siano.
Ma c'è una telefonata allo 0292947222, non riusciamo a trovare l'avvocato De Filippi, quindi da questo momento il telefono è aperto. Pronto, chi è là? Tonino, Oi, Mimmo, ciao. è un'occasione per farti gli auguri a te e a tutta la redazione. Auguroni Mimmo, che ti mangi per Pasqua, Casatiello? Siamo quasi pronti. Alla faccia mia, vai avanti. Domani e dopodomani prepariamo tutto. No? Buono. Quello che voglio dirti, ma l'antidoping nello sport che finanzia tutti gli sport, cioè nel calcio, è stato rifiutato, non si fa solo il controllo delle urine, il controllo del sangue, cioè i valori ematici, non li hanno rifiutati le squadre della federazione. Eppure dopo la denuncia del 94, dopo i fatti di Zeman che denunciò e furono trovate le prove, nel calcio italiano dopo 30 anni ancora non si fanno i controlli del sangue. Questo è un dato di fatto. Però io ti avevo chiamato per un'altra motivazione, brevissima, per dirti, non rubo tempo. Il quartiere di Napoli, dove l'evasione è quasi totale, è la zona più ricca della Tari, naturalmente, la tassa sulla spazzatura. Il comune di Napoli ha riscontrato che negli ultimi 10 anni il quartiere Posillipo, che tu conosci bene, le Riviera di Chiaia, il quartiere più economicamente bene, non pagano la spazzatura, udite, perché io ho il cugino, il cognato, l'amico e cose, e non pagano la spazzatura l'80% di questo quartiere. Io quando ci sono stati, vedi, per dire, no? Adesso sento dire, apro il televisore, e che magistrati, avvocati, generali, per poche migliaia di euro si sono serviti della Tirrenia. Ma dove stiamo arrivando? Chi c'ha i soldi si permette di fare tutte queste porcherie, ma un po' di leggi che li mette con le spalle al muro. Il problema è uno solo, che è l'evasione, come l'evasione fiscale in tutti i sensi, in Italia, che ha raggiunto livelli proprio irraggiungibili da 50, 60, 70 anni, prevede solo per poterlo risolvere diventare un reato penale. Finché è un reato amministrativo, io devo dare 10 milioni, poi ci do 200 euro e usciamo pace. Così non va, Antonì, non va. Dilla alla Lega, dilla alla Forza Italia e diciamolo al PD, diciamolo a chi vuole, diciamo a qualunque politico. Il reato è amministrativo, deve essere penale. Quando hai evaso 10 milioni ti fai 3 anni di carcere e mi dai la metà di quello che ti sei preso. Non ci sono alternative. E lo diceva il buon Pannella negli anni 70, pensa a te. Comunque ti rinnovo gli auguri e ti saluto e ti abbraccio. Buona Pasqua a te, grazie. La schiavitù per debiti era nell'antica Grecia, noi siamo andati un pochettino più avanti, ma c'è in linea l'avvocato Claudio De Filippi, quindi siccome parlare di tasse lo invita a nozze e lui non sa resistere all'argomento tasse, sigla e poi lo introduciamo. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci casomai mondiali. Avvocato carissimo, buonasera e ben trovato. Ciao. Allora io capisco lo sfogo del radioascoltatore napoletano che tu conosci, sì, però diciamo che Dracone esisteva solo ad Atene, cioè Dracone esisteva solo ad Atene, invece il telefono mobile... Diciamo che i greci mettevano in carcere i debiti, come tu dicevi. I romani no, ti mettevano in schiavitù, cioè dovevi lavorare lavori forzati. Quindi diciamo un'evoluzione.
Cioè, per debiti la gente non deve andare in carcere, deve lavorare, deve pagarli i debiti, certo, ci mancherebbe, però. Quindi quando parliamo di tasse lo sai che io sono dell'opinione che bisogna pagare le tasse giuste, le tasse dovute, ma non le soprattasse, le tartassasse. Cioè praticamente siamo in una situazione che le sanzioni sono draconiane, lo dice la Cassazione, lo dicono i giudici, lo dice la Corte di Giustizia di Lussemburgo, lo dice la Corte Costituzionale. Cioè perché pagare tasse troppo elevate? Non è giusto, vanno ridotte a tutti, non a qualcuno. Tutti devono avere il beneficio di ridurre le tasse. Poi, ovviamente, un argomento su cui noi non abbiamo mai avuto modo di approfondire, o forse solo incidenter tantum, praticamente lo Stato, se non ha più le sanzioni, che arrivano fino al 360%, se ti devo dare 1.000 euro ne vuoi 3.600, ok? Quindi sostanzialmente più 1.000 fa 4,6, quindi diventa pesantissimo. Ovviamente con la riduzione delle sanzioni lo Stato non può più andare avanti come adesso, è normale, non ce la fa più. Allora bisogna ripensare lo Stato, ma quello è un altro paio di maniche, però è una conseguenza del fatto che bisogna arrivare ad uno Stato, secondo la mia visione, sono pensato, mi considero un anarco liberale. Quindi sostanzialmente queste sono le gioie, gli inglesi li chiamano problemi del primo mondo. Tu stai parlando con una persona al telefono e ancora una volta, come nel 1995, all'improvviso la sua voce diventa metallica e poi sul più bello, pam, il buio. Ora, il problema è che, siccome stiamo facendo la radio muore molto facilmente. Volete vedere come muore la radio? Così muore. Ecco, basta stare zitti e finisce la radio. Io mi immagino il nostro amico di Varese che ci ascolta tutte le sere, che all'improvviso, giustamente, mentre sta lì seduto a tavola, si trova così a terra perché non sente più uscire nulla dall'altoparlante. Perché? Perché è proprio questo il segreto della radio, è fatta di parole e non si vede. Anche se c'è la radiovisione, ci potete seguire sul 252 il digitale terrestre, eccetera, 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 però generalmente la radio è fatta di parole. Se io ora tacessi, voi mi guardaste attraverso il canale 252, YouTube, Twitch, sì, vedreste la mia brutta faccia, ma a parte questo. Avvocato, rieccoti. Eccoci. Ecco. Ma la signora non è venuta? Non c'è? Non siete riusciti a contattare? Il numero di telefono non è buono per chiamare Londra. Ah, ho capito. Non buono. Capito. Sì, perché lei sta a Londra, quindi. Ok. Comunque, allora, visto che la puntata dobbiamo improvvisare, cioè praticamente, io non ho sentito cosa hai detto tu, caro Antonino, perché è caduta la linea. No, io ho detto semplicemente che sono problemi del primo mondo, perché sul più bello tu parli, la voce diventa metallica e poi cade, e questo significa la morte della radio, sostanzialmente, perché non puoi fare un programma radiofonico stando zitto, mi pare chiaro. E quindi occupavo il tempo in attesa che ti ripescassero, prego. Sì, ma volevo dire questo, che ovviamente è una mia interpretazione, quindi ci mancherebbe, non tutti sono d'accordo e vorrei vedere. Cioè, nel momento in cui abbiamo una riduzione delle entrate fiscali, perché la gente non ce la fa più a pagare le tasse come una volta, la situazione economica è cambiata, ci sono tante esigenze, sono aumentate pure le altre spese, le bollette, gli affitti sono aumentati enormemente, i mutui sono aumentati enormemente, il costo della vita, quindi la gente non riesce più a destinare quella parte di soldi, di risorse economiche alle tasse e alle imposte. Lo Stato deve rendersi conto che non può più andare avanti con una politica fiscale con sanzioni fortissime, formidabili dagli anni 60-70 ad oggi. Quindi questa situazione deve far pensare a che cosa, visto che parliamo di una radio politica ascoltata dai politici ma per la gente, ovviamente la gente l'ascolta, ovviamente l'idea potrebbe essere quella di
fare quello che la Thatcher negli anni, tu ami l'Inghilterra, caro Antonino, essendo cittadino del Commonwealth, quindi no? Allargato. Certo. Quindi praticamente la Thatcher negli anni 80 fece quello che noi forse non abbiamo fatto mai, un'autentica e vera privatizzazione, perché non è possibile che lo Stato faccia tutto. Allora, se lo Stato fa il professore di scuola elementare, il maestro di scuola elementare, il professore di scuola media, il professore universitario, il giudice, il medico e poi anche l'ufficiale di anagrafe, l'ufficiale giudiziario e tante altre cose. Cioè, sostanzialmente anche il notaio, volendo. Cioè, tutto questo apparato pubblico è troppo smisurato per le magre risorse delle tasse che si profilano all'orizzonte ancora a ridursi per necessità, non per virtù, perché poi i cittadini, se avessero da buttarne, penso che buttarne 2 o 3 volte in tasse non gliene fregherebbe nulla. Ma il discorso è questo, che le magre entrate non consentono più di pagare le tasse, le soprattasse e le sanzioni. Allora la politica dovrebbe cominciare a chiedersi quando è necessario cominciare a pensare a privatizzare. Mi rendo conto che in un momento di crisi economica pensare alla privatizzazione è come bestemmiare in chiesa. Però, perché poi le politiche keynesiane di intervento pubblico nell'economia, quello che vogliamo. Ma qui siamo in una situazione in cui i nuovi equilibri mondiali determinati dal Presidente degli Stati Uniti d'America e non solo, ci portano a pensare che lo Stato debba occuparsi adesso di argomenti che finora aveva un po' tralasciato, tipo la difesa in modo più, diciamo, pesante economicamente, in modo più diciamo forte, cioè la difesa e il sistema di sicurezza. E non a caso uno dei compiti dello Stato minimo, rifacendomi al filosofo reganiano Robert Nozick, è quello di organizzare il sistema di difesa esterno e di sicurezza interno e delle regole. Poi questa è un'utopia, ovviamente. Robert Nozick ha scritto infatti il libro Utopia e Stato, che è poi stato tradotto in Stato minimo, no? Che poi è anche un autore, uno scrittore di così filosofo politico francese, che adesso mi sfugge il nome ma lo so benissimo, ha scritto anche lui uno scritto Stato minimo che ricalca le orme di questo. Ma la questione è che, a prescindere dalle utopie, è necessario che lo Stato faccia qualche passo indietro, forse punto di vista. Vediamo un po' se... Eccoti. No, qua non ci sei. Ahimè, deve essere in movimento, di conseguenza non ci aiuta molto però sì, il concetto di privatizzazione... Il fatto è che le privatizzazioni della signora Thatcher furono a lacrime e sangue, perché la gente venne licenziata, perse il posto. Nell'84, tra l'altro, ci fu lo scontro con il sindacato, il famoso sciopero dei minatori. Quello che non era successo nel 73, non ce l'aveva fatta Ted Heath a combattere i minatori, e di conseguenza loro fecero lo sciopero del carbone, l'Inghilterra andò a caccia di, come si dice, di candele di cera, venne razionata la corrente elettrica e così via. Mentre la Thatcher nell'84 vinse contro i minatori, contro i sindacati, e poté procedere seriamente nella politica di privatizzazione. Avvocato, prego. Stavo riassumendo un po' l'atteggiamento della Thatcher. È una trasmissione tormentata. Anche il titolo del nostro programma, caro Antonino, poi tu hai sintetizzato nella canzone di Ligabue, Vita da mediano, nella parte di fatica, perché quella è la canzone della fatica. Quindi per ottenere giustizia, lo diciamo sempre, purtroppo oggi come ieri, la forma più antica di giustizia era la nemesi, e la nemesi si ottiene solo con grossi sacrifici.
lo ottieni solo dopo tempo, sacrifici, sofferenza. Questa è la forma più antica. Purtroppo siamo tornati alla forma più antica. Quindi sarebbe buono che invece la giustizia fosse veloce, indolore e anche che desse ragione subito a chi ha ragione e amen. E chi ha torto deve smetterla di rompere le scatole, ecco, detto in modo brutale. Però fondamentalmente quello che stavamo dicendo, sentivo che praticamente un'idea di Stato diversa, ovviamente senza arrivare da un minimo a un massimo, da un massimo a un minimo, ma praticamente potrebbe essere il giusto mezzo, cioè di ottenere anche servizi e attività che vengono svolte dallo Stato, per esempio quella dei musei. I musei è un'attività che può essere dedicata ormai quasi esclusivamente allo Stato, organizzata dallo Stato e quant'altro. Musei privati ci sono solo sulla carta perché poi devono tutto al patrimonio e al demanio pubblico, quindi fondamentalmente ecco una vera privatizzazione della cultura, per esempio, potrebbe liberare risorse allo Stato perché ovviamente potrebbe gestire anche il patrimonio statale con delle convenzioni con i privati e nel migliore dei modi. Per esempio musei potrebbero investire, faccio un esempio, il più grande museo italiano senza... Ecco qua. E siamo rimasti nella suspense col più grande museo italiano sul più bello, quindi dovremmo ripescare ancora una volta il nostro avvocato De Filippi. Però visto che sono le 19:33, regia, possiamo mandare un jingle così rispettiamo il clock, poi vi spiego tecnicamente cos'è e torniamo subito. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E rieccoci qua alle 19:33 minuti e 30 secondi. Voi dovete sapere che il clock, insomma, il computer che è il sistema nervoso della radio, suddivide in tanti segmenti da 25 minuti. Per cui noi ogni 25 minuti circa dovremmo fare una pausa, un breve jingle. Ecco perché alle volte siamo un po' affrettati o precipitosi nel chiamare appunto la pausa o il jingle. Vediamo se riusciamo a ripescare l'avvocato De Filippi, se no direi che possiamo andare verso la parte finale di questa nostra trasmissione con le agenzie e le vostre telefonate, perché io lo dico sempre all'inizio della trasmissione, quando lo dirò io sarà aperto il telefono, però adesso è ampiamente aperto. Poi vedo che non scrivete più le zappe. Come mai? Oh, avvocato, eccomi. Ecco, giuro che non ti richiamo più, se cadi ancora è il destino. Allora io niente, per concludere questa un po' abbraccio che ci capita spesso cioè forse una visione nuova dello Stato non sarebbe male, perché anche una rinfrescata, come diceva Prodi, che ovviamente soprattutto di questo tempo non è molto amato, ma in generale diceva togliere 10-20 kg di grasso proprio lui e mettere su 20 kg di muscoli. Ok, questo forse è la metafora giusta, cioè lo Stato dovrebbe ripensare se stesso e quindi fondamentalmente aspirare a quello che esiste nella Costituzione americana, l'unica Costituzione al mondo, una delle poche che lo prevede, che contempla il diritto alla felicità. Il diritto alla felicità è scritto nella Costituzione italiana, ma allora ci avremo grossi problemi, perché se lo Stato vuole garantire la felicità dei propri cittadini, dovrebbe cominciare a fare accordi, a partire dalle tasse, ovviamente, ma non solo, e quindi invece di pignorare, fare ipoteche, fare esecuzioni. Quindi quello porterebbe gli italiani ad essere più felici e contenti. Quindi ecco, questo discorso che poi ovviamente travalica nei massimi sistemi, però sostanzialmente oggi abbiamo una vita dedicata ai pagamenti, una vita dedicata a tenere in piedi un leviatano, sempre per usare termini filosofici come Hobbes,
che diceva che era il Leviatano, filosofo inglese dell'Ottocento, diceva Hobbes è un mostro, perché trasformare la funzione dello Stato da regolatore, chi dà le regole, in agente sul mercato, in economia, nella società. Cioè noi abbiamo bisogno di meno Stato e meno tasse. Vedi, alla fine sono tornato sempre all'argomento principale. È vero, è proprio così. Meno Stato e meno tasse, che era la ricetta della signora Thatcher. Sì, tu ricordavi che la Thatcher ha fatto poi... Ecco. La signora Thatcher, tra le varie privatizzazioni, privatizzò anche le telecomunicazioni e le telecomunicazioni vennero sospinte in un vero e proprio regime di concorrenza. Quando si è in concorrenza, una delle cose che si fanno, per esempio, è coprire bene il territorio con le celle telefoniche, così magari se uno sta telefonando e conducendo un programma non cade e non finiamo in queste cose. Quando questo non accade, allora bisogna fare come cantavano gli Schiantos nel 1979, ti rullo di cartoni. Ragazze, rullate di cartoni, va. Antonino, a te la linea. Grazie. No, stavolta eri Natalia, però, se non sbaglio. Dunque, che album era questo qua dove c'era Tirullo di cartoni? Mo non mi ricordo, ve lo giuro, ma giuro che lo troverò. Se non sbaglio dovrebbe essere Chinotto, ma non vorrei sbagliarmi. Mo lo cerco, aspetta un attimo che lo vediamo subito. Dov'è che sta Tirullo di cartoni? Grandissimo pezzo comunque degli Schiantos che... lo diciamo per le anime belle, no? Non stiamo facendo apologia della violenza fisica, semplicemente ci piacciono i pezzi degli Schiantos e naturalmente piacendoci i pezzi degli Schiantos ci piace molto anche, come possiamo dire, mandarli in onda. A dirla tutta ci piacciono anche i pezzi degli Squallor, solo che non possiamo mandarli proprio tutti in onda perché nel momento in cui
rimandiamo in onda, poi dopo arriva il Moige, giustamente si incazzano e dicono no, non è proprio il top. Sì, era Chinotto, ebbene sì, l'album è Chinotto. Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere questo. Se i fan degli Schiantos mi confortino, perché Friccantoni è sempre stato un gigante e comunque aveva ragione lui. In Italia non c'è gusto a essere intelligenti. È proprio così, gente. È proprio così. Va bene, allora adesso noi ci andiamo a preparare per salutarci e congedare. Ecco qua, è arrivata la conferma da Wikipedia. È Chinotto del 1979, hai visto? Poi l'anno dopo fecero Fagioli, con cui vennero prima accettati al Festival di Sanremo dell'80, poi gli tolsero, li squalificarono perché la canzone venne reputata troppo volgare per partecipare alla Kermesse Ligure, e di conseguenza però ci sono ancora oggi, qualcuno di voi ce l'avrà di sicuro, il 45 giri degli Schiantos, appunto, di Fagioli, dove però c'è scritto in concorso al 30° Festival di Sanremo, e non è vero, perché non è mai stata eseguita, però ormai le sleeve, diciamo così, i contenitori dei 45 giri erano stati realizzati, ed essendo stati realizzati non si potevano più modificare o cancellare. Io dovrei avere anche un 45 giri da qualche parte qui, però non so se ve lo posso mostrare a quest'ora. Sì, ce l'ho, eccolo qua, autografato da Roberto Vecchioni, eccolo qui, direttamente dal mitico jukebox di Zia Santina a Mongerbino. Questo è lei degli Homo Sapiens, signore e signori, eccolo qua, che qualche volta vi ho mostrato in diretta, nella bellezza, nello splendore del 45 giri. Pensate, la musica si sentiva così, care ragazze, ma che ne sanno i 2000 veramente, ma che ne sapete voi? Va bene, allora noi siamo arrivati alla fine, le 19:43 minuti e 37 secondi, direi che possiamo chiudere in bellezza vinilica qua. La canzone con cui ci saluteremo è Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, il potere dell'amore del 1984, e in particolare chiudiamo con un ultimo recap delle agenzie, quindi alle 19:44 minuti e 3 secondi di questo martedì 15 di aprile, martedì santo, vi ricordo, perché è settimana santa. Andiamo a vedere che cosa c'è ancora sull'Ansa, se riusciamo a caricarla, vediamo un po', dovremmo farcela, sì, probabilmente ce la faremo, probabilmente no. Ogni tanto la tecnologia ci lascia a piedi, vedete, non solo con i telefonini ma anche con i computers. Andiamo a vedere da qua, ecco, allora l'apertura, sempre ancora gli Stati Uniti gelano l'Europa sull'Ansa, respinta la richiesta la proposta di zero dazi su auto e industria, che era stata presentata a Washington dal commissario europeo Maros Sefcovic. Ancora il vertice a Palazzo Chigi con Meloni sulla missione negli USA, Hamas che respinge la proposta israeliana di accordo, gli USA che non hanno voluto firmare la condanna del G7 su Sumi per restare, diciamo, ancora nel ruolo di mediatori tra Russia e Ucraina. Abbiamo finito, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ragazze, grazie al vostro servizio di questa sera, grazie a tutti voi per essere stati con noi, e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in